del terremoto del Friuli. Un raduno del Triveneto che appunto ci ha fatto vivere tante emozioni, poi la grande sfilata della giornata di domenica che ha visto la partecipazione anche di Giorgia Meloni, del Presidente del Consiglio, sì, ospite a sorpresa, che appunto ha voluto rendere omaggio all'operato degli alpini, e insomma vi portate a casa un bel ricordo di questa 3 giorni in terra friulana. Ci siamo portati a casa veramente un bel ricordo, anche una bella faticata, soprattutto per come hai visto, come hai sentito anche tu, le temperature erano quasi proibitive, però voglio dire abbiamo portato a casa, e di bello di questo raduno è che è stato ramificato in tanti luoghi. Ad esempio io il sabato ero a Tarvisio, una commemorazione c'è stata anche a Tarvisio, e quindi dove si è ricordato anche il battaglione Alpini Gemona, il cosiddetto, tra virgolette, Maidaur, come dicono loro, e quindi un raduno che si è praticamente sviluppato. Diffuso, possiamo dire, un po' nel territorio. Sì, raduno diffuso in quasi tutta la regione, quindi voglio dire un raduno molto, molto bello e molto, che resterà comunque negli annali, che resterà nella storia. Possiamo dire che dopo quello di Vittorio Veneto del 2019, no scherzo, ovviamente non facciamo paragoni, che poi assolutamente, no, ma siccome siamo tornati qui anche nella sede appunto degli alpini e giustamente parlando anche con il nostro cameraman Davide, diciamo, era dei tempi del raduno degli alpini, sì, Triveneto del 2018, allora abbiamo così ricordato un po' i bei tempi di quell'anno. Che speriamo ritornino. Possano tornare, e qui non diciamo niente, ma una porticina la apriamo e magari dopo ti chiedo qualcosa. Passiamo la parola adesso a Valentino De Nadai, che ci introduce un po', cambiamo argomento, quindi lasciamo il raduno Triveneto di Gemona e parliamo di un'iniziativa che riguarda invece la sezione di Vittorio Veneto e in particolare il centro studi, perché avete deciso di promuovere un concorso letterario, Valentino, giusto? Esatto, per capire un attimino meglio i concetti di questo concorso letterario facciamo un attimino un passo indietro al 2024, quando sono arrivati qui in sezione attraverso i volontari dell'ASPEM, che è l'associazione Pene Mozze, che loro curano appunto l'accoglienza e le visite guidate delle scolaresche all'interno del bosco. Sono arrivati un certo numero di disegni e un certo numero di temini. Noi li abbiamo valutati, abbiamo visto cosa eventualmente si poteva fare, e l'idea è stata non di organizzare un solo concorso, ma addirittura l'ipotesi iniziale era di farne 3. Un concorso letterario, uno di disegno e uno storico, intitolato a 3 figure importanti del Bosco delle Pene Mozze. Poi, come sappiamo, gli alpini hanno il passo lento e partiamo come partiamo, partiamo un po' cauti e vediamo come va la cosa. Abbiamo deciso di partire col concorso letterario, che ha avuto inizio con l'anno scolastico 2025-2026. Abbiamo programmato, abbiamo fatto il regolamento, tutto quanto, l'abbiamo fatto girare il più possibile attraverso le nostre amiche sezioni, in maniera di divulgare la notizia. Il materiale, il regolamento è stato consegnato appunto al personale dell'ASPEM e è stato consegnato alle scolaresche che hanno fatto la visita in quell'anno scolastico. Il concorso naturalmente non l'abbiamo ristretto alla nostra zona, ma abbiamo voluto divulgarlo all'intera Regione Veneto e dedicato alle classi di quarta e quinta delle scuole primarie. Alla fine, verso metà maggio, quando abbiamo chiuso diciamo, la consegna di questi elaborati, hanno partecipato circa una decina di classi su circa 13-14 che avevano fatto visita durante l'anno al Bosco delle Pene Mozze, quindi diciamo una quantità per nulla irrisoria. Siamo arrivati attraverso una commissione d'esame di 5 persone titolate per fare questo tipo di valutazioni, siamo arrivati alla stesura di chi aveva vinto, chi si era piazzato al secondo posto e chi al terzo.
La giornata conclusiva e la proclamazione delle classi vincitrici è avvenuta il 6 di giugno presso il teatro della loggia di Cison di Valmareno e lì sono state proclamate le 3 classi vincitrici, che ha visto al primo posto la quarta. Interrompo Valentino perché noi eravamo presenti con le nostre telecamere proprio quel giorno lì. Certamente. Allora, interrompo il tuo racconto, ricordiamo anche che il concorso letterario in questa prima edizione appunto era dedicato a Marino Dal Moro e il titolo proprio del concorso di quest'anno era Ho visitato il Bosco delle Penne Mozze. Siccome noi eravamo lì e c'era anche Alessandro Toffoli che ha raccolto qualche intervista, andiamo a sentire le interviste e poi torniamo non in studio, ma qui nella sezione ANA di Vittorio Veneto. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta del municipio se cinta la testa. Siamo con Teresina Uliana e Luisa Strazzer, rispettivamente responsabile della commissione giudicatrice del concorso e una delle membri, 2 già insegnanti. Allora, com'è stata questa esperienza di giudicare queste prove? Beh, sicuramente è un'esperienza che mi ha riportato un po' nel mondo della scuola, che ho lasciato da 3 anni, e quindi ritornare a riprendere in mano elaborati prodotti da bambini è stato veramente un'esperienza piacevole. Chiaramente eravamo mossi da un obiettivo che era un concorso e quindi la professionalità abbiamo cercato di metterla in questo oltre che al cuore. Ma non siete state severe, no? Assolutamente, non c'era motivo. La commissione era formata da 5 membri e sicuramente abbiamo valutato dei criteri che erano la coerenza con il concorso, l'originalità e anche l'aspetto emozionale, che non è da poco. Altra cosa volevo chiedere è, c'è stata anche varietà tra le opere che sono state presentate? Sì, assolutamente. Poesie o testi collettivi e anche le poesie scritte insieme con pensieri originali dei bambini. Ho visto anche alcune che erano addirittura decorate con dei disegni. Sì, molti hanno fatto i disegni, infatti non erano richiesti, però hanno arricchito il testo. È stato difficile, come sempre in questi casi, trovare il vincitore o è stato nettamente migliore degli altri? Beh, diciamo che in realtà ci siamo tutti orientati verso una scelta che abbiamo concordato da subito. Gli elaborati erano tutti di un ottimo livello, però magari abbiamo valutato degli aspetti di originalità o di impostazione metodologica e non è stato difficile per noi sceglierle a questo punto. E vedendo gli elaborati che sono pervenuti sicuramente faremo una riflessione anche per il futuro, perché corredati da disegni sicuramente ci è dato lo spunto per pensare che in futuro apriremo anche questa possibilità. O Bosco delle Penne Mozze, tu che racconti la storia degli alpini che hanno avuto coraggio nelle guerre e nella vita. O Bosco delle Penne Mozze, che esprimi la forza del tuo popolo, che ha combattuto per la nostra libertà e ci insegni la fraternità. O Bosco delle Penne Mozze, una preghiera, una candela, per chi ha faticato e per la libertà ha lottato. Un fiore lasceremo in mezzo alla natura e al silenzio che ti protegge e ti cura. O Bosco delle Penne Mozze, non dimenticheremo mai gli alpini che in onore della nostra bandiera e della nostra patria hanno lottato e il loro sangue hanno versato. Sono più emozionato, credo, delle scolaresche, perché appunto è il primo concorso che facciamo per il Bosco delle Penne Mozze, tra le altre cose intitolato a uno dei personaggi che ha lavorato tantissimo e ha collaborato affinché il bosco avesse il nome che adesso porta. Insomma, il Bosco delle Penne Mozze in tutto e per tutto ha lavorato moltissimo per questo bosco. Siamo con Cristina Dal Ponte, insegnante della scuola di Cison, che ha vinto il primo premio. Allora, intanto la soddisfazione di questo risultato.
Certo, ovviamente noi insegnanti siamo felicissimi di questo risultato, orgogliosi dei nostri ragazzi che hanno portato a casa questo grandissimo risultato. È stato un lavoro, abbiamo visto il prodotto, un lavoro sicuramente molto impegnativo. I ragazzi come l'hanno preso, come l'hanno vissuto questo esperimento? Beh, è stata una bellissima esperienza per i ragazzi, partita ovviamente dalla visita al Bosco delle Penne Mozze e poi portata avanti in classe non per una giornata solo ma per diverse ore. Il Bosco delle Penne Mozze per voi scuola di Cison è un appuntamento costante, a prescindere dal concorso, penso. Certo, noi ci rechiamo ogni anno al Bosco delle Penne Mozze, ce l'abbiamo nel cuore. Quest'anno abbiamo fatto una visita un pochettino più approfondita con la guida degli alpini che ci hanno illustrato che cos'è il Bosco delle Penne Mozze. E appunto alla fine il risultato è questo, comunque è un lavoro sicuramente molto impegnativo, no? Beh, un lavoro impegnativo ma ovviamente ci ha dato grandi soddisfazioni, al di là del risultato comunque fosse andata è stato un bellissimo lavoro, un lavoro che abbiamo prodotto quindi delle poesie, non soltanto una, poesie di gruppo, una poesia collettiva del gruppo classe, corredata poi anche da tante immagini che i ragazzi hanno voluto così rappresentare quello che è rimasto impresso nei loro cuori. Il Bosco delle Penne Mozze. Andiamo a ricreare quello che hanno distrutto. Serviranno le voci di amicizia, le voci generose, le voci gentili. Servirà il canto rispettoso, l'altruismo, l'amore. Abbiamo bisogno di abbracci, abbiamo bisogno di luci, abbiamo bisogno di fiori, alberi e alpini coraggiosi. Andiamo a ricreare quello che hanno distrutto. Ricominciamo dal principio, con una testimonianza del passato, di ciò che è stato. Abbiamo bisogno di cuori, fantasia, abbiamo bisogno di stele, ricordi, di suoni di saggezza, di suoni di salvezza, di suoni armoniosi, di suoni buoni, di suoni di fiducia e sincerità. Abbiamo bisogno di amici, servirà il rintocco di una campana. Abbiamo bisogno di animali felici, quelli grandi, quelli piccoli, uno ad uno rispettati. Andiamo a ricreare quello che hanno distrutto. Rifacciamo il mondo, facciamolo bene, facciamolo insieme, senza limite, senza confine, per l'alto e per gli altri. Ad eccelsa tendo. Con la sindaca di Cison di Valmarino, Cristina da Soller. Allora sindaca, una bella cerimonia per una prima edizione di un concorso che penso sia una bella soddisfazione anche per il suo comune. Assolutamente sì, un grazie alla sezione degli alpini di Vittorio Veneto e alle altre sezioni che hanno collaborato, perché è veramente il connubio di un lavoro di tanti anni che gli alpini stanno facendo con i ragazzi, quindi grande soddisfazione. Il Bosco delle Penne Mozze rappresenta un memoriale, diciamo, per i caduti ed è per Cison penso un onore averlo e anche l'occasione di accogliere tante persone in visita. Assolutamente sì, siamo orgogliosi di avere il Bosco delle Penne Mozze sul nostro territorio e lo dico ogni anno durante la cerimonia, per noi avere gli alpini è un valore aggiunto non solo per il lavoro che fanno al bosco ma per la testimonianza quotidiana che danno dentro quel memoriale per portare avanti quello che è il ricordo, i valori alpini. A proposito dei valori alpini, l'importanza anche di questa iniziativa è trasmetterli alle nuove generazioni. Assolutamente sì, un messaggio forte perché i valori alpini sono a mio avviso i valori che la nostra comunità non deve perdere, quindi un plauso agli alpini per questa iniziativa e per tutte quelle che fanno all'interno del Bosco delle Penne Mozze ma all'interno del territorio da sempre. Beh, per concludere anche la soddisfazione, penso che in questa prima edizione ovviamente più che meritata la vittoria di una scuola di Cison. La soddisfazione nella soddisfazione, anche perché testimonia la vicinanza della scuola elementare a quello che è il territorio. Penso che il primo premio sia il risultato dell'attaccamento e del lavoro che la scuola quotidianamente fa sul nostro territorio, quindi anche un grazie al personale della scuola, alle insegnanti, ai ragazzi per questo ulteriore premio alla comunità cisonese. Rieccoci qui, penna nera nella puntata
agostana in questa calda estate. Vi continuiamo a raccontare il mondo degli alpini e vi stiamo parlando del concorso letterario dedicato appunto al Bosco delle Penne Mozze. Avete visto tanti piccoli partecipanti entusiasti per aver ricevuto appunto gli ambiti premi. Avete visto anche gli elaborati, avete visto i disegni che appunto sono stati recapitati qui nella sezione ANA di Vittorio Veneto. Allora riprendiamo sempre con Valentino De Nadai, referente del centro studi sezionale. Prima appunto di vedere queste immagini stavamo dicendo intanto chi sono i vincitori di questa prima edizione. Allora, la commissione d'esame ha stabilito che la classe vincitrice è stata la quarta dell'Istituto Egidio Dall'Oglio di Cison di Valmarino. La seconda classe classificata invece è una classe quinta della scuola Guglielmo Marconi di Zero Branco, e la terza classificata è sempre una classe quinta della scuola Enrico Fermi, anch'essa di Zero Branco. A tutte le altre classi partecipanti è stata consegnata comunque una targa ricordo a livello di ringraziamento per la partecipazione. La classe vincitrice è stata innanzitutto premiata sul palco con una soddisfazione da parte dei ragazzi che è stata veramente enorme, con un maxi assegno e il primo premio con un buono di 500 euro. Alla seconda classificata un buono di 300 euro e alla terza un buono di 200 euro che poi la classe e la scuola deciderà come investire questo denaro in attrezzatura o in quello che ritengono loro più opportuno. Nel servizio abbiamo sentito la soddisfazione anche del sindaco di Cison di Valmarino, Cristina Da Soler, appunto orgogliosa del fatto che insomma vincitrice di questa prima edizione sia stata proprio una scuola di Cison. Maurizio, l'abbiamo detto e l'abbiamo ripetuto tante volte, quanto è importante trasmettere i valori degli alpini alle giovani generazioni, e tra un po' ci collegheremo anche alla seconda parte della nostra trasmissione. Quanto è importante così che sin da piccoli i bambini, nella loro innocenza, nella loro spontaneità, possano familiarizzare col mondo alpino. Abbiamo visto appunto tanti disegni, tanti temi e quindi sperare che poi magari anche solo una piccola percentuale una volta che crescerà possa entrare a far parte del mondo del volontariato alpino. Sì, certamente questo è il nostro obiettivo alla fine. Dobbiamo vedere il futuro, come dico sempre, non siamo noi, perché ormai noi siamo il presente ed il passato, ma dobbiamo guardare alla sopravvivenza della nostra associazione, quindi dobbiamo guardare al futuro. Il futuro sono i giovani. Il servizio militare non c'è più, per cui dobbiamo trovare altre strade, altri sbocchi. Abbiamo trovato questa via verso le scuole e, tra le altre cose, al di là del concorso che è nato, la prima edizione quest'anno, al di là di questo, ormai da qualche anno il centro studi sta lavorando con le scuole del Vittoriese e non solo, nella diffusione dei valori alpini, nella diffusione del mondo alpino, di cosa sta facendo il volontariato alpino. Ecco, gli portiamo tra le altre cose anche le salmerie, quindi 1 o 2 muri, i ragazzi, non solo i ragazzi, ma anche gli insegnanti sono contenti di vedere questi nostri animali, e quindi questo è quello che noi stiamo facendo, è il nostro obiettivo ed è quello che abbiamo come, diciamo, missione per il futuro, è trovare dei giovani che si inseriscano nella nostra associazione di volontariato. Chiaramente non soci alpini, magari qualcuno sì, ma che ci siano delle persone che, anche se non hanno fatto la naia, però condividano i nostri valori. Ecco, quindi questo è il nostro principio che ci guida, e questo è quello che stiamo cercando di fare con i nostri giovani. Valentino, in una battuta, l'invito è quello già per l'anno prossimo, immagino.
Sì, abbiamo già fatto anche una piccola revisione al regolamento, adesso andremo in stampa appunto con esso e poi sarà consegnato al bosco e durante le visite delle scolaresche sarà poi consegnato e quindi poi la classe che vorrà partecipare ben accetta, quindi il secondo concorso letterario sta partendo, aspettiamo solo l'inizio dell'anno scolastico per poi dare il via alle varie candidature. Certo. Vi dicevo pochi istanti fa che anche nella seconda parte di Penna Nera parleremo di giovani generazioni e fatalità, siamo sempre a Cison. Quest'anno Cison ha avuto sì, un momento di gloria, ma passo la parola a Stefano Stefani, lo dicevo prima, responsabile della formazione dei ragazzi al campo scuola ANA che si è tenuto a Cison. Allora, abbiamo già parlato anche gli anni scorsi dei campi scuola, però raccontiamo che tipo di esperienza è un campo scuola che viene proposto dagli alpini. Diamo un po' tutte le informazioni e poi magari arriveremo all'edizione di quest'anno. Benissimo, allora intanto io vorrei descrivere la struttura organizzativa di questo campo scuola qua che mi ha particolarmente riguardato. Partecipavano a questa esperienza i ragazzi dalla seconda media alla prima superiore comprese dei paesi delle sezioni ANA di Valdobbiadene, Conegliano e Vittorio Veneto. Quindi questo era il bacino bacino, chiamiamolo bacino d'utenza per questo campo scuola. Questo campo scuola è stato gestito appunto da dei responsabili, c'erano dei responsabili del campo, dei responsabili della formazione e dei responsabili di quello che era l'assistenza sanitaria al campo. I responsabili del campo sono degli esperti di protezione civile, i responsabili delle attività formative era il tenente Dario Bubola della sezione di Valdobbiadene e il sottoscritto Stefano Stefani della sezione di Conegliano. Poi c'era la Mary, detta fra virgolette Santa Mary, concedetemi la battuta, perché è una assistente sanitaria totalmente inserita nei ruoli di protezione civile dell'ANA che ha fatto veramente un lavoro molto molto valido. Oltre a questi responsabili c'era tutta una serie di personaggi che gestivano il campo stesso, quindi questo è anche per dare un po' l'idea di come è strutturato a livello di sezioni ANA e a livello quindi di protezione civile il campo stesso. C'erano i responsabili, c'era un nucleo di cuochi, c'erano dei volontari che assistevano alle attività, c'erano dei volontari che svolgevano tutta la parte logistica e amministrativa del campo, secondo le volontà del sistema di protezione civile provinciale e regionale. Quindi ci sono dei parametri ben precisi che andavano rispettati. Il campo è stato allestito sopra il campo sportivo di Cison, una struttura straordinaria con tende dove i ragazzi hanno potuto dormire col sacco a pelo ma sulle brande, c'erano il container dei bagni, c'era la cucina mobile, c'era un altro tendone molto grande per tutte quante le attività, comprese quelle di ristorazione, e personalmente devo dire che è stato molto interessante vedere come un vero e proprio campo di protezione civile, che è quasi certamente lo stesso o nella stessa modalità che viene impiegata in caso di criticità o di interventi specifici di protezione civile, noi l'abbiamo vissuto appunto per dare questa esperienza operativa e teorica anche ai ragazzi. Tra
un istante le chiedo che cosa hanno fatto effettivamente i ragazzi, ma credo che al giorno d'oggi per un ragazzo dormire in sacco a pelo in tenda già sia un'esperienza formativa, già quella, giusto? Qua entriamo in un argomento entriamoci pure. Molto delicato, nel senso che dal punto di vista, se posso permettermi di utilizzare il termine pedagogico, dal punto di vista pedagogico è molto importante, diciamo è molto utile alla crescita e alla maturazione dei giovani il fatto di fargli acquisire autonomia, capacità di autonomia e quindi responsabilità nei confronti di se stessi, nei confronti dell'ambiente, nei confronti della propria comunità in cui vivono. Quindi attraverso questo tipo di esperienze qua si va veramente a mettere un semino diciamo buono in questi ragazzi che molto probabilmente non hanno l'opportunità nella normalità di fare questo tipo di esperienze e con queste modalità. E credo che questa sia la cosa importante che sta un po' alla base. E poi che cosa hanno fatto i ragazzi e che valori voi gli avete trasmesso? Ecco, allora, partiamo dalle attività che sono state svolte. Allora, innanzitutto gli è stato illustrato tutto il sistema di protezione civile, quindi quello che può essere il sistema di allertamento in base alla criticità che si presenta e quindi come funziona, come viene a funzionare una macchina molto complessa. Quindi da questo punto di vista qua è venuta la sindaca di Cison, Cristina da Soler, che ha tenuto una bellissima lezione appunto sul fatto che il sindaco nel suo ruolo istituzionale è colui che attiva la protezione civile, allerta e attiva la protezione civile nel caso di calamità naturale e quindi ha illustrato tutti quanti quelli che sono i passaggi, diciamo i protocolli per questa attivazione fino ad arrivare al livello diciamo regionale. Ecco, poi abbiamo fatto come attività, è stato presentato ai ragazzi le varie peculiarità della protezione civile, quindi il sistema di montaggio delle tende, il sistema di progettazione del campo di primo soccorso, di primo intervento. È stato illustrato le attrezzature che vengono utilizzate dalla protezione civile, quindi con le varie peculiarità, quindi il sistema sanitario. Noi abbiamo fatto il corso di primo soccorso appunto con gli assistenti di protezione civile, è stato fatto un corso di topografia e cartografia dove i ragazzi hanno imparato a fare il calcolo delle coordinate, quindi hanno visto quella che è diciamo la capacità accademica di approcciare appunto a una mappa. Hanno fatto anche la parte sportiva di tutto questo, che è l'orienteering. Quindi hanno avuto modo di provare anche questa cosa in questo senso. Poi è stato fatto un piccolo avvicinamento all'alpinismo, quindi una sorta di prova di arrampicata o di percorso di ferrata, diciamo, di percorso attrezzato, con i responsabili, la sezione alpinistica della protezione civile. Sono state fatte un paio di serate perché la sera dopo cena c'erano dei cosiddetti momenti culturali, quindi abbiamo avuto la possibilità di conoscere le cante alpine per merito del coro Col di Lana di Vittorio Veneto. Abbiamo avuto modo di fare una seconda serata dove è stato insegnato ai ragazzi a cantare e quindi con grande soddisfazione i ragazzi hanno avuto modo appunto di cantare insieme con il coro della sezione di Conegliano. Giulia Bedeschi. Quindi hanno vissuto tutta una serie di momenti. Hanno fatto anche, ovviamente per vivere nel campo e per vivere tutte quante queste attività, chiaramente hanno dovuto imparare
a comportarsi in una certa maniera. certo modo. E qua veniamo a quello che può essere un minimo di idea di quello che si viene definito addestramento formale. Quindi ogni mattina c'era la sveglia con la tromba, c'era la tromba che suonava l'adunata, quindi c'era l'alzabandiera, attenti, riposo, rompete le righe, e poi veniamo e rompete le righe per una cosa poi del motivo di tutto quanto il campo. Quindi la maina bandiera, il rancio e tutte quante la scansione della giornata, diciamo. Della giornata, che veniva fatta secondo i vecchi sistemi, chiamiamoli fra virgolette, di caserma. Allora, ci avete raccontato un sacco di attività che sono state svolte in queste giornate. Qual è stata l'attività che più ha coinvolto i ragazzi, in cui li avete visti più entusiasti? Difficile dire, perché è stato tutto quanto estremamente molto interessante, e devo dire che i ragazzi sono stati anche loro molto interessati. Comunque tutte le attività sono, diciamo, la conclusione di tutte le attività è stata misurata con l'ultimo giorno con una vera e propria mini esercitazione di protezione civile, dove i ragazzi le squadre dei ragazzi venivano allertate perché c'era un disperso in giro per i boschi che doveva essere cercato, veniva data una zona di ricerca, quindi calcolo delle coordinate per individuare la zona, quindi la disposizione in una certa maniera per poter fare la ricerca delle persone. Poi è stato attivato le unità dei droni della protezione civile, perché si trovavano soltanto delle piccole tracce, quindi i droni non trovavano anche loro niente. Sono stati attivati i cani delle unità cinofile della protezione civile. A conclusione di tutto, una volta trovato il ferito disperso, è partita la squadra di soccorso dei ragazzi, che è andata ad eseguire il primo soccorso e il recupero del disperso. Quindi una simulazione proprio. Una simulazione vera e propria a chiudere e a dare senso a tutte quante le attività della settimana. Maurizio, so che anche tu sei andato. Sono andato 2 volte. Un paio di volte. Allora, se nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle giovanissime generazioni, cioè dei ragazzini più piccoli che ci hanno fatto i disegni e i temi, qui stiamo parlando di ragazzi un po' più grandi, ovviamente, che che hanno vissuto un'esperienza del tutto particolare, inusuale, proprio dal nascere dell'iniziativa, il fatto di vivere in tenda, di avere anche questa scansione della giornata, appunto, che ricorda in tutto e per tutto quella della Naia, ecco, diciamo così. Quanto è importante, appunto, vedere questi ragazzi acquisire col sorriso, ovviamente, in un'attività così estiva, però ancora una volta i valori non tanto degli alpini, ma quanto proprio in questo caso specifici della protezione civile. Sì, è stato importantissimo vedere, ma è stato bellissimo, più che importantissimo, vederli, perché, come diceva Stefano, le 2 volte che sono stato su io al campo, vedevi proprio questi ragazzi che dopo una giornata di lavoro, perché io sono andato su alla sera, dopo una giornata di lavoro erano stanchissimi, però erano tutti molto contenti e soprattutto rimanevano tutti in compagnia, molto aggregati tra di loro, riuscivano a fare il gruppo che deve essere la cosa che interessava di più, credo, anche alla protezione civile, creare in questi ragazzi, al di là dei valori alpini, ma dare dei valori per poi entrare nel mondo del volontariato. Lo sappiamo che sia con gli alpini sia con altre associazioni questo non ha importanza, ma importante è dare ai ragazzi un obiettivo e che loro recepiscano l'importanza di questa cosa che hanno fatto da piccoli, che se le ricordino magari da grandi. Certo. Io vorrei aggiungere proprio a questo proposito che il corso è stato intitolato è stato chiamato solidarietà. Quindi l'intento nostro era quello di
implementare in questi ragazzi quello che è appunto l'emozione o il sentimento della solidarietà, che è il fondamento base per accedere poi a quello che è il vero senso della protezione civile, che è un'attività di volontariato. Questo è importantissimo, tant'è che quando durante le adunate, quando veniva dato il rompete le righe, loro urlavano solidarietà. Ed era appunto questo diciamo, chiamiamolo questo mantra che doveva essere il filo conduttore di tutto quanto il corso o comunque il campo. Quando siete giunti al termine di questa esperienza, di questo campo scuola, qual è stata la risposta che c'è stata da parte dei ragazzi e che cosa vi portate a casa voi, insomma, da questa esperienza? Io personalmente, nonostante che da 12 anni che faccio queste attività con i giovani d'estate, è la prima volta che partecipavo con questo ruolo a un campo scuola della protezione civile dell'ANA, e devo dire che io personalmente mi sono portato a casa una consapevolezza e una conoscenza di quello che è il sistema di protezione civile dell'ANA, che è a dir poco straordinario. E poi mi sono portato a casa il fatto che comunque in ogni caso questi ragazzi avrebbero bisogno di maggiore attenzione. Cioè sono dei ragazzi splendidi, straordinari, ma purtroppo sono abbandonati a se stessi, da oggi come oggi, dalle famiglie, dalle istituzioni. So che è un j'accuse abbastanza pesante e importante, ma sono abbandonati dalle famiglie, sono abbandonati dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni sportive. E quindi di conseguenza crescono senza punti di riferimento. Allora, se il punto di riferimento, lasciando spazio al punto di riferimento di quello che è il branco. Sì, poi tutto quello che sentiamo e tutto quello che ci va dietro. Riempie le pagine dei giornali, ahimè. E qui potremo aprire anche il solito, diciamo, discorso che le buone notizie non fanno notizia, e questa secondo me è una bella esperienza che va raccontata, ovviamente, mentre le brutte notizie invece trovano ampio spazio sulle cronache dei giornali. Ma questa parte di Penna Nera l'abbiamo voluta proprio dedicare a questo argomento, proprio per sensibilizzare i genitori e i ragazzi che ci vedranno a questa cosa. Il prossimo anno rifaremo il campo scuola, magari lo faremo ancora a Gison, magari lo faremo in un'altra locazione, però dateci i vostri ragazzi, perché passeranno una settimana di lavoro, di fatica, però riporterete a casa i vostri ragazzi molto più coscienti e consapevoli rispetto a come sono partiti. Chiudiamo questa parte dedicata al campo scuola, veniamo ai classici ormai appuntamenti per le prossime settimane. Rimaniamo a Cison, perché ormai questa puntata l'abbiamo dedicata quasi interamente a Cison di Valmarino. Si torna alla fine di agosto al Bosco delle Penne Mozze per il consueto raduno, che però quest'anno ha una particolarità. Quest'anno, ormai è la seconda volta, sarà solenne, quindi con la presenza del Labaro nazionale, con la presenza del Presidente nazionale e di tutto il Consiglio. Quindi ci sarà una cerimonia molto più importante rispetto a quelle che viviamo normalmente durante gli anni. Ogni 5 anni, la prima volta è stata nel 2021, si ripete quest'anno e poi la prossima sarà fra 5 anni, nel 2031, ci sarà la terza edizione solenne del Bosco delle Penne Mozze. Ricordiamo il Bosco delle Penne Mozze, credo che ormai tutti quanti sanno di cosa si tratta. È un memoriale dove ci sono oltre 2500 steli di alpini che
che sono deceduti per cause di morte o di servizio della provincia di Treviso. Quindi voglio dire, è una cosa molto importante, si respira un'aria diciamo molto... non mi viene neanche il termine. È talmente... Sensazione di sacralità. Bravo, sensazione di sacralità in quel posto, sì. E quella mattina devo dire che ci sarà tra le altre cose anche l'arcivescovo del Cign, quindi l'arcivescovo di Loreto, che ha dato il suo consenso per celebrare la Santa Messa al Bosco delle Penemozze quella mattina, quindi un qualcosa in più per esserci al Bosco delle Penemozze, e ci sarà anche la tenda. Certo, allora io volevo dire infatti che chi volesse venire di persona, ovviamente per vivere le emozioni di questo evento, può farlo. Ovviamente il consiglio è quello di partire al mattino presto, perché poi la strada sappiamo che è sempre molto affollata. Chi invece fosse impossibilitato ma volesse comunque prendere parte al raduno appunto del Bosco delle Penemozze, quest'anno ci sarà la diretta televisiva sulla Tenda TV, quindi seguiremo tutta sia la prima parte, quella insomma con tutte le varie allocuzioni, e poi la celebrazione della Santa Messa. Quindi l'appuntamento è a domenica 30 agosto al mattino, appunto, con il raduno al Bosco delle Penemozze. Ricordo in chiusura che il Bosco delle Penemozze è dell'Associazione Nazionale Alpini, gestito dalle 4 sezioni trevisane, cioè Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano e Treviso. Noi siamo i gestori di quel pezzo sacro di montagna, oserei quasi dire, e siamo ben orgogliosi di questa cosa. Grazie Maurizio, siamo giunti in chiusura di questa puntata di Penna Nera. Io ringrazio Valentino De Nadai, referente del Centro Studi Sezionale, grazie per essere stato qui con noi questa sera. Grazie a te. Ringrazio Stefano Stefani, responsabile della formazione dei ragazzi del campo scuola ANA di Cison. Grazie. E salutiamo anche la sezione ANA di Conegliano, quindi abbiamo aperto le porte. E quella di Valdobbiadene. E quella di Valdobbiadene. Sì, questa è una cosa molto importante, perché la collaborazione tra le sezioni vicinori, quindi Conegliano, Valdobbiadene, Treviso, eccetera, è molto importante, e noi quest'anno siamo riusciti ad entrare, a onore del vero, siamo gli ultimi ad entrare, perché l'anno scorso, 2 anni fa, c'erano solamente le sezioni di Conegliano e di Valdobbiadene. Quest'anno ci hanno dato l'onore di poter entrare anche noi, e quindi noi siamo ben contenti di questa collaborazione che abbiamo potuto dare con i nostri uomini, ma soprattutto con la nostra protezione civile. E ringrazio Maurizio Casetta, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, per essere stato qui, o meglio, noi siamo stati qui. Sì, va bene. È un po' a ruoli invertiti quest'oggi. Quindi grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a voi telespettatori che come sempre seguite con molta fedeltà ed entusiasmo i nostri programmi dedicati agli alpini. Un grazie a Davide Parpinello in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento, lo ricordo, il 30 di agosto con la diretta dal Bosco delle Penemozze. A tutti voi un buon proseguimento di serata.
Nella luce radiosa di questa solennità, la Chiesa pellegrina sulla terra eleva il suo sguardo alla Vergine Maria, assunta in anima e corpo alla gloria celeste. Questo ineffabile mistero, solennemente proclamato dogma da Papa Pio XII nel 1950, corona una fede antica e universale, custodita sin dai primi secoli nei cuori dei credenti. In Maria, primizia della redenzione e specchio purissimo della Chiesa gloriosa, contempliamo il destino ultimo a cui anche noi siamo chiamati, la piena comunione con Dio, nella resurrezione della carne e nella vita eterna. Il suo glorioso transito ci esorta a innalzare l'anima alle realtà del cielo e a vivere quaggiù con cuore già trasfigurato dalla speranza. Iniziamo la celebrazione eucaristica con il canto numero 66, giorno di festa. Faremo le strofe 1, 4 e 6. Giorno di festa è questo per noi, tempo di grazia e santità. Saprà la gioia ogni cuor e la speranza crescerà. Gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio. Insieme. Gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio. Senza tramonto, la tua luce splenda in noi. Tutto possiamo uniti a te, nella da pace senza te. Gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio. Gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio. Segno di luce e di speranza, splende Maria sul cammin. Madre di grazia e di bontà, il nostro passo guiderà. Gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio. Gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio. Chiesa di Dio, Madre di Santi, Cristo tuo sposo vive con te. Egli ti manda ad annunziare
la verità. Gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio, gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Sostenuti nella speranza dal segno luminoso che è la Beata Vergine Maria assunta in cielo, disponiamoci a celebrare degnamente i santi misteri, riconoscendo i nostri peccati, invocando la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ha innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava 1/3 delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Risplende la Regina, Signore,
alla tua destra. Figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Il re invaghito della tua bellezza, è lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Dietro a lei le vergini sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto a nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio. Grazie a Dio. Alleluia, Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giudea. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria allora disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e per la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Gloria a Dio, Cristo. Ogni sera, nella preghiera dei Vespri, la Chiesa è invitata a cantare o a recitare il Magnificat, facendo proprie le parole che, secondo il racconto dell'Evangelista Luca, Maria di Nazareth ha pronunciato dopo che Elisabetta, sua parente, l'ha salutata come la benedetta fra le donne. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Ecco, non sono solo le monache, i monaci, le religiose, i religiosi, i consacrati, i vescovi, i preti e diaconi a celebrare quotidianamente la liturgia delle ore, con le lodi al mattino e i vespri alla sera. Ci sono anche fedeli, laici, donne e uomini che trovano il tempo per pregare con i salmi al mattino e alla sera. Ma in ogni caso, chi celebra le lodi, chi celebra i vespri, non lo fa a titolo puramente personale. Dà voce
a tutta la Chiesa. Anzi, si può dire che dà voce all'intera creazione, chiamata a dar lode al suo Creatore, chiedendo che si manifesti la sua bontà in questo povero mondo. È la Chiesa nel suo insieme, è il popolo di Dio che canta il Magnificat quando qualcuno in gruppo o personalmente celebra i Vespri. E perché il Magnificat, questo inno che ci consegna l'Evangelista Luca, è inserito nella preghiera serale dei Vespri? Alcuni scrittori cristiani medievali hanno cercato di spiegare le ragioni di questa particolare collocazione. C'è un inglese, Beda il Venerabile, che nell'VIII secolo ha scritto: «È parso opportuno recitare il Magnificat alla sera affinché la nostra mente, affaticata durante il giorno e dispersa in pensieri diversi, si raccolga nell'unità della contemplazione». E questo è un insegnamento non privo di attualità. Ecco, penso alla fatica con la quale molti adolescenti e giovani, ma non solo loro, vivono il passaggio dal giorno alla notte, dall'attività al riposo. Affinché la mente dispersa, affaticata in pensieri diversi, si raccolga in unità. Questo Beda il Venerabile, ma nel XIII secolo un teologo, poi vescovo Guglielmo Durante, un francese, spiegava che il canto del Magnificat è adatto alla sera perché alcuni eventi fondamentali della storia della salvezza si collocano proprio all'ora vespertina. La morte di Cristo, l'ultima cena, l'incontro con i discepoli di Emmaus e anche, secondo una certa tradizione, l'annuncio dell'angelo a Maria con l'incarnazione del Figlio di Dio. Alla sera della storia del mondo, ecco, avviene qualcosa di nuovo. Più recentemente, ecco, nel 2009, Papa Benedetto XVI ha detto che il Magnificat è diventato il canto quotidiano della Chiesa proprio nell'ora dei Vespri, l'ora che invita a meditare sul significato della vita e della storia. Ecco, il significato della vita e della storia. Per fede, per la fede che ci è stata donata, noi sappiamo che questo significato è rivelato in Gesù Cristo, risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. E il Magnificat è un canto che presuppone la vittoria di Cristo sulla morte. In essa Dio ha mantenuto le sue promesse, ha manifestato la sua misericordia e lo ha fatto in modo paradossale, andando cioè contro la logica che sembra dominare la storia, la logica che vediamo in atto spesso anche oggi: vinca il più forte o anche vinca il più furbo. No, Dio entra nella storia disperdendo i superbi, rovesciando i potenti dai troni, rimandando i ricchi a mani vuote. Il Magnificat è anche il canto della sera della vita di Maria, il canto che dice il compimento del suo pellegrinaggio terreno, del suo cammino nella fede, accolta nella gloria di Dio in anima e corpo con tutta la sua storia, con tutta la sua persona. Maria esulta in Dio e proclama le grandi cose che in lei ha compiuto il Dio 3 volte santo, grande nell'amore, l'Onnipotente. E come popolo di Dio noi oggi con particolare intensità ci uniamo all'esultanza di Maria.
Ecco, sappiamo bene che nel mondo ci sono potenti che credono di poter agire solo per affermare se stessi, per espandere superbamente il proprio ego, ma pregare con il Magnificat ci insegna a guardare oltre, a riconoscere i segni di una storia diversa, nella quale le persone sono riconosciute per la loro dignità di persone, nella quale i diritti delle persone sono rispettati, in quanto diritti della persona, non legati a particolari prestazioni, a capacità o a meriti. Con la preghiera, anche la preghiera del Magnificat alla sera, è esercizio di uno sguardo di fede, quello sguardo che ci unisce come membra del corpo di Cristo, del popolo di Dio. Ed è per questo motivo che negli orientamenti pastorali che ho consegnato assieme alla lettera pastorale lo scorso 23 maggio, la preghiera è indicata come il primo e fondamentale ambito di azione pastorale, al quale fare attenzione per corrispondere con le nostre azioni al dono di Dio. La preghiera, l'invocazione dello Spirito Santo, la lode, la supplica. E il riferimento alla preghiera richiama anche il nostro celebrare, che coinvolge gesti, canti, parole e anche spazi. E questa è la prima volta che presiedo come vescovo la celebrazione in cattedrale con la cattedra del vescovo collocata lungo la navata centrale. Forse qualcuno si è accorto. Sì. C'è qualcuno che magari non ci bada tanto a queste cose, però qualcuno si è accorto che la cattedra è stata spostata. Ora, se la cattedra è stata spostata dal centro al lato, non è solo per amore di novità o per essere più vicina all'assemblea. La scelta è legata al fatto che al centro della nostra attenzione, quando celebriamo la Santa Messa, e non solo, quando entriamo in una chiesa, in particolare in una cattedrale, dovrebbero stare l'altare e l'ambone, segni l'uno e l'altro del Cristo. L'altare non è un tavolino, l'ambone non è un leggio, sono segni del Cristo che dona se stesso nell'Eucaristia, ecco l'altare, e che proclama la vittoria della vita sulla morte, ecco l'ambone. Quindi non la cattedra del vescovo, ma l'altare e a fianco dell'altare l'ambone. L'attuale collocazione, lo sappiamo, non è definitiva. Sarebbe bello pensare a una sistemazione più stabile di altare, ambone e cattedra. Ecco, chissà che per il 1400° anniversario della morte di San Tiziano, che sarà nel 2032, non sia possibile arrivare alla sistemazione degli spazi della cattedrale in modo più stabile, o almeno avviare questa sistemazione. Per ora lo spostamento della cattedra ci permette, fra l'altro, di rivolgere la nostra attenzione più direttamente al dipinto novecentesco, opera del pittore mestrino Alessandro Pomi, che sta in fondo all'abside della nostra cattedrale. Rivolgere lo sguardo a questo dipinto oggi. Vediamo l'immagine di Maria accolta nella gloria di Dio, incoronata dal Figlio Gesù come Regina del cielo e della terra. Anche questa immagine, quella che vediamo nell'abside, assieme alla preghiera del Magnificat, ci aiuti a esercitare uno sguardo di fede sulla realtà, per impegnarci nel bene e proseguire il nostro cammino nella speranza e nell'amore.
Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso su noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Nella celebrazione odierna splende la luce della Pasqua. Maria, immacolata nella sua concezione e intatta nel parto divino, è assunta al cielo in corpo e anima. Sia lei, arca della nuova alleanza e donna vestita di sole, a sostenere la nostra supplica. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa pellegrina nel tempo, sostenuta dalla Vergine assunta in cielo, possa condurre tutti a contemplare la luce del volto di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le situazioni di conflitto in ogni parte del mondo. Il Signore, che disperde i superbi, rovescia i potenti e innalza gli umili, tocchi il cuore di coloro che hanno responsabilità di governo, perché tutti si impegnino per una pace disarmata e disarmante, capace di riscattare ogni sofferenza e ingiustizia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le persone con disabilità, gli anziani, i malati, uniti alla Vergine Madre, affrontino il disagio e la solitudine senza perdere la speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le donne che hanno accolto la vocazione alla vita virginale, affidandosi a Maria, modello della verginità consacrata, alimentino le loro lampade con la preghiera e la carità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi, qui riuniti nel ricordo grato dell'Assunzione di Maria, per la sua intercessione cresca nei nostri cuori la beata speranza di giungere alla gioia della patria celeste. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima alla Pasqua del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona la tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo, nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta, che la rinfranca nel cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata